pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, intanto gira, e chi ci fermerà? Do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven. Gentili ascoltatori, buonasera, benvenuti a Bergamo. Siamo in compagnia di Jasper Stuyven, il campione del mondo della categoria juniores, titolo conquistato lo scorso anno a Mosca nel mondiale che si è corso nel mese di agosto. Jasper Stuyven, il campionato del mondo l'hai conquistato al primo anno nella categoria, un grande successo perché non sono tanti i corridori che sono riusciti in questa impresa, tu ci sei riuscito e lo hai fatto con un colpo di mano negli ultimi metri. Nous avons avec deux de Belgique à la tête quindi la effettivamente course, cercato di vincere questi campionati del mondo nell'ultimo chilometro con un vantaggio di soltanto 5 metri che gli sono bastati comunque per prendere questo titolo. 5 metri avant, donc mais c'est assez. Un titolo che, come dicevamo, rimetterà in palio tra poche settimane ad Offida, un percorso più impegnativo rispetto a Mosca, però ti stai allenando e qui in Italia sei anche per cercare di rifinire una preparazione con questa corsa a tappe che l'anno scorso ti vide grande protagonista e che ti valse un'ottima preparazione in vista del mondiale, quindi anche quest'anno in vista di Offida sei tornato in Italia alla Tragione Aerobica. L'Aerobica gli è stata molto utile effettivamente per prepararsi per questi campionati del mondo. Quest'anno si vedrà quello che si riuscirà a fare. Mosca per lui è stato comunque molto difficile, ha qualche dubbio per Offida, non sa perché la salita è forse più lunga, quindi non sa niente ancora. Lo scorso anno quello che forse ha fatto la differenza anche in occasione del campionato del mondo è stata la nazionale belga, era una nazionale che a chi ha seguito tutto il cammino delle gare internazionali non poteva non notare la vostra forza. C'eri tu, c'era Sandebie, Tim Wellens e tanti altri ragazzi che avevano davvero mostrato ottime qualità. È stato importantissimo, credo, il ruolo della squadra e del gruppo che si era creato, un'amicizia che forse andava anche al di là delle corse in bici e che ha giocato un ruolo fondamentale nel campionato del mondo. Oui, c'est vrai, parce que l'année passée, è vero, l'anno scorso si può dire che questa squadra era la squadra migliore dell'anno. Quello che caratterizza questa squadra è che si tratta di un gruppo di amici e in effetti con Sandebie e Tim Wellens questa squadra erano tutti amici, quindi l'unione fa la forza. Il tuo rapporto con l'Italia è iniziato più di un anno fa, quando sei venuto a correre il Giro della Toscana internazionale a tappe, classificandoti al secondo posto dietro un altro corridore belga, Gilles Van Hoek. Quindi subito un ottimo rapporto con l'Italia e con in quel caso la Toscana, poi sei ritornato per la Tragione Aerobica. In effetti gli piace molto l'Italia, gli piace il modo in cui ci si gareggia, sono corsi in cui gara si sviluppa molto velocemente, i corridori sono nervosi e questo gli piace. Non sa se a Offida sarà la stessa cosa, se lo aspetta. La tua avventura in bici, se non sbaglio, è iniziata quando avevi circa 11-12 anni d'età e poi è proseguita con il titolo nazionale belga nella categoria allievi, poi il grande exploit da juniores che ti è valso il campionato del mondo e poi anche quest'anno la Parigi-Roubaix per juniores. Raccontaci un po' quella che è stata la tua avventura da quando sei montato per la prima volta in bici sino adesso. Ha cominciato all'età di 12 anni, la sua prima vittoria l'ha vinta all'età di 13 anni, il primo anno è stato campione delle Fiandre, il secondo anno campione del Belgio. Ha accumulato 14 vittorie, una cosa molto positiva. L'anno scorso una cosa un po' più particolare, è diventato campione del mondo, una cosa inaspettata. La Parigi-Roubaix è stata un'esperienza molto positiva per lui. Al termine della Parigi-Roubaix hai sottolineato in un'intervista rilasciata a una televisione francese la particolarità di correre nelle stesse strade dove poche ore dopo sarebbero passati i professionisti, quindi è stata un'emozione doppia passare tra le ali di folla che erano sui tratti del pavé della Parigi-Roubaix. Exceptionnel parce que
In effetti ha rilasciato questa intervista, è stato per lui un'esperienza eccezionale, c'era tantissima gente lungo il percorso della Parigi-Roubaix e poi si è ritrovato accanto a Cancellara, Hushovd e Fleccia sul podio, per lui un'esperienza molto particolare. Parliamo un po' anche del Jasper Stuyven quando è lontano dalla bici, quindi nei periodi in cui non frequenti, non fai questo sport, la scuola, gli hobby che vanno al di là della bicicletta, che comunque sappiamo ti occupa gran parte del tuo tempo. Studia, è vero che le gare sono una buona parte del suo tempo. Quando non è in gara e che non è in allenamento va dai suoi amici, guarda la televisione oppure anche l'hobby del PC. Un corridore come te che sicuramente si esprime alle sue doti migliori nel passo, qual è il tuo idolo, il tuo corridore dei professionisti che stimi di più e al quale ti ispiri quando un domani si spera tu possa approdare al grande mondo dei professionisti? Al ciclocross preferisce la strada. Il corridore preferito di Jasper su strada è Fabian Cancellara, un corridore molto impressionante. Hai parlato di ciclocross, infatti la tua attività negli ultimi anni non si è limitata alla strada e forse per l'Italia è una cosa un po' particolare, però ti abbiamo visto impegnato sul cross e, se non sbaglio, anche nell'attività su pista. La pista gli serve da preparazione per la strada. Quest'inverno in effetti ha corso su pista, gli è andato benissimo, ha partecipato a 6 campionati del Belgio, è salito 6 volte sul podio, è stato 2 volte campione del Belgio, ma la pista gli serve, diciamo, come preparazione per le gare su strada. Volevo chiudere con una particolarità, con un aneddoto. Per quanto mi riguarda, ho iniziato a seguirti dopo il secondo posto al Giro della Toscana, poi mi sono accorto lo scorso anno durante la 3 giorni aerobica della tua grande grinta, del tuo continuo attaccare e del tuo continuo tentare la fuga in tutti i modi. Quando poi mi ha raggiunto la notizia del tuo successo a Mosca, non è stata una notizia sicuramente inattesa, perché avevi dimostrato 2 settimane prima di essere in ottima condizione. E quello che mi ha colpito di più delle tue caratteristiche è l'umiltà di un ragazzo che sa di avere degli ottimi mezzi, ma che però mantiene i piedi per terra e che continua a pedalare per quello che poi è il suo grande sogno, che è passare da professionista. Ti ringrazia e dice che per lui è molto importante progredire man mano. La strada è ancora lunga prima di accedere al mondo dei professionisti. Per lui il campionato del mondo è stato proprio una sorpresa, perché c'erano, secondo lui, corridori migliori del secondo anno, l'anno scorso. Le gare gli piacciono, però non capisce che interesse ci sia di rimanere in mezzo al gruppo, chiuso in mezzo al gruppo, gareggiando così. Quindi lui preferisce essere attore nella gara. A questo punto non ci resta che salutare Jasper Stuyven e augurargli un grande in bocca al lupo per i prossimi campionati del mondo ad Offida, dove sarà sicuro protagonista. Un saluto a Jasper, un ringraziamento a Delphine per la preziosa collaborazione e un saluto a tutti voi. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto.